Bentrovati con l'approfondimento che segue il telegiornale delle 19:30. È un piacere ritrovare Francesco De Filippo, responsabile dell'ANSA Friuli Venezia Giulia, oltre che insomma un collega, un amico. Ben trovato, Francesco. Grazie, buonasera a voi, buonasera ovviamente ai telespettatori. Allora, abbiamo voluto titolare così: gli scenari dopo la crisi di maggioranza all'interno di quella che è la politica regionale, situazione che in realtà si può declinare sia a livello di Friuli Venezia Giulia, per quello che abbiamo visto, per la spaccatura tra Fratelli d'Italia e il resto della coalizione, a livello regionale, con addirittura la crisi, le deleghe messe nelle mani del Presidente Fedriga da parte di Lega, lista del Presidente Forza Italia, e con Fratelli d'Italia sulle sue posizioni, diciamo così, con il Ministro Ciriani. Poi in realtà c'è stata anche la crisi comunale, tra virgolette, sull'asilo di Roiano, con Fratelli d'Italia che ha detto non è una decisione nostra, quindi marcando un certo solco, diciamo così. E di quest'oggi la notizia che il 25 in Consiglio regionale si andrà a iniziare ad analizzare questa mozione programmatica, così l'ha definita Edoardo Petiziol, per, diciamo, fare questo programma di governo e chiudere la questione, posto che ci sarà la fiducia e quindi insomma, non succederà nulla, però bisogna vedere in aula comunque come andrà a finire. C'è fibrillazione. C'è fibrillazione e secondo me tutto questo si interseca poi nel grande argomento che è quello del terzo mandato. No? Ieri pomeriggio Donzelli dei Fratelli d'Italia ha fatto una dichiarazione che sembra un'apertura, ne discuteremo, vedremo, il che significa ovviamente il riferimento corre subito sia al Friuli Venezia Giulia che al Veneto, vale a dire sia a Massimiliano Fedriga che a Luca Zaia. Quindi in questo caso può darsi magari che ci sia un ricompattamento. Intanto però in Regione c'è stata questa crisi, direi molto rapida e nemmeno troppo conflittuale, se posso dire, no? Di solito ci si aspetta, soprattutto a Roma, insomma i toni sono sempre molto più forti. Invece qui devo dire si è mantenuta in un garbo non soltanto istituzionale, ma un garbo proprio politico, direi, tra le varie parti. Si è ricomposta, adesso vedremo che cosa accadrà in Consiglio. Intanto però Fratelli d'Italia spinge e scalpita. Ovviamente Fratelli d'Italia giustamente vuole sfruttare il successo elettorale, vedremo anche come andrà il referendum, perché ovviamente le politiche hanno dato un certo risultato. Poi però le singole elezioni comunali, quelle poche amministrative che ci sono state, in qualche modo hanno frenato la corsa, l'onda lunga di Fratelli d'Italia. Quindi secondo me legittimamente, giustamente, quella parte politica, quel partito politico mira in qualche modo a ricavare il massimo possibile dall'onda che ancora si potrà e che ancora corre, fin quando possibile, e sicuramente la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste, che dovrà votare relativamente tra poco, sono per loro un'ambizione, forse a portata di mano. Io non so esattamente quali siano i numeri di Fratelli d'Italia, né quale consenso potrà avere tra un anno o 2 anni. La prospettiva futura. C'è ovviamente da una parte la politica pura, diciamo in sé per sé, sotto o forse sopra, verrebbe da dire, c'è il tema vero. Per esempio in Friuli Venezia Giulia tutto ruota attorno alla sanità alla fin fine, no? Perché i problemi che ha avuto la maggioranza anche precedente di centrosinistra con Deborah Serracchiani sono tutti incentrati sul tema della sanità, i problemi attuali di nuovo sul fronte sanitario. E viene da dire, ieri ho sentito dire a Delli Quadri, che era già direttore di ASUIS, oltre che rappresentante del PD, sostanzialmente la stessa cosa che dice Riccardi sempre, cioè popolazione sempre più anziana, sempre più necessità di assistenza, il sistema deve cambiare. Il problema è che mi sembra che poi dal punto di vista delle soluzioni, nonostante finanziarie da record, perché ogni volta diciamo ci sono soldi come non mai Friuli Venezia 40 Giulia, milioni. Centrosinistra e centrodestra fanno però poi fatica a trovare la quadra. Sì, è un peccato perché la sanità in Friuli Venezia Giulia era un gioiellino, no? Partiamo da un presupposto: la sanità succhia la metà del bilancio regionale, ovviamente, e quindi è particolarmente, da un lato diciamo redditizia, dall'altro onerosa. C'è da dire che sicuramente il Covid ha messo in ginocchio tutta una serie di apparati, non soltanto in Friuli Venezia Giulia, anzi forse in Regione meno rispetto ad altri luoghi
d'Italia, e si ha l'impressione che questo non si riesca in qualche modo a recuperare. Dall'altro lato c'è stata una mancata programmazione da parte di più governi, di modo che il Paese si è trovato improvvisamente sprovvisto di medici, e questo ha ripercussioni molto forti, perché l'anziana, ma anche il cittadino adulto, mediamente adulto, ha grande difficoltà a parlare con i medici di base, le liste di attesa sono abbastanza lunghe, in alcuni casi sono lunghe, sempre meno che in altre regioni, però ovviamente sono lunghe, quindi questa è secondo me un argomento sul quale si giocheranno i futuri delle politiche. Ecco, l'altro argomento di cui abbiamo parlato anche ieri sera a Ring, ho detto iniziando le due S, no? Sicurezza e sanità. No? Sì. Sul fronte a sicurezza abbiamo assistito a quello che è successo in Parlamento sul decreto sicurezza, in parallelo in Regione a nuovi stanziamenti per telecamere, studi sugli autobus e quant'altro, ma anche alle zone rosse che qua, devo dire con tutta onestà, parlando con i cittadini prima che con i responsabili, non hanno avuto questi grandi risultati, sì, anche per questioni tecnico-operative, cioè la gente, il carabiniere doveva stare fermo lì, sì, per regole di ingaggio. Quindi, sì, credo... Sono tanti temi, però la sicurezza, sì, c'è a tutti i livelli. Sai Marco, la sicurezza è una percezione, questa rimane ed era una città sicura sostanzialmente, no? È una città abitata da molti migranti che fino a questo momento non hanno mai dato, tranne che per questioni interne loro, magari conflittuali all'interno delle diverse etnie o che riguardano traffici piccoli traffici di stupefacenti, in linea di massima la situazione era tranquilla. Ricordo solamente un caso di un migrante che aveva aggredito una ragazza una sera tardi. Sono più i giovani, diciamo così, stranieri di seconda generazione a sì, creare forse più che i... Sì, sì, insomma, cioè la città... Sarà che, come sai, come si sente dal mio accento, vengo da realtà... Vieni da Trento, diciamo. Esatto, non è da Zurigo soprattutto. E quindi l'idea della sicurezza, certo, per me, cioè io ho dei parametri completamente diversi. Certo. Diciamo. Detto questo, mi rendo conto per i triestini che è un momento di tensione, diciamo. Io vedo più che altro un altro tipo di pericolosità, che non è quella fisica, no? Più che altro, come hanno fatto anche i carabinieri, c'è il problema delle truffe agli anziani. Questa cosa abbiamo dato anche noi, c'era sul Piccolo stamattina questa signora che, povera, ha dato un chilo d'oro. Un chilo d'oro. Uno, non si tiene un chilo d'oro in casa. Secondo, non si dà degli sconosciuti. Ecco, questo, no, se vuoi, rientra nel discorso che facevamo prima delle percezioni di sicurezza. Chiama qualcuno e dice: signore, mi dà un chilo d'oro perché suo nipote è in difficoltà? Certo, glielo do subito. Diciamo che purtroppo, proprio per quella idea di sicurezza di base, siamo ancora in una città in cui ci sono anziani che vanno a ritirare la pensione, cioè i soldi proprio, no? Cioè, come dire, sono cose che ormai non si può, cioè è inutile girarci attorno, no? Cioè, per la propria sicurezza personale. Devo dire, se si chiamano attraverso il 112 i carabinieri, i vigili urbani, le forze dell'ordine di qualunque tipo, guardie di finanza, ambulanze, eccetera, in questa città, ma in tutta la regione, in linea di massima, in pochi minuti, pochissimi minuti, si ottiene il soccorso, insomma. Questo non è un dato secondario, no? Poi capisco, veramente mi rendo conto, insomma, di chi fino a ieri non ha mai visto un furto, non ha mai visto uno scippo, di fronte a due persone che magari litigano e si picchiano, se non si accoltellano, capisco che può sembrare, insomma, un evento molto molto importante, molto molto aggressivo e molto pericoloso. Certo, questa è una questione, come dicevi giustamente, di percezione, su cui poi si innesta anche la politica, con quello che abbiamo visto, con le decisioni contenute nel decreto sicurezza. Devo dire, su alcune era addirittura ieri sera d'accordo anche il centro-sinistra, su altre invece c'è parecchio scontro, no? Beh, sì, come in tutte le cose, io devo dire bene che chi ti occupa la casa venga e questo era il punto su cui erano d'accordo. E questo è il punto sul quale erano tutti quanti d'accordo. Meno su alcune manifestazioni, insomma. Allora, una manifestazione di persone estremiste che scendono in piazza con caschi e spranghe, no. Ma manifestazioni dei ragazzi che magari possono
imbrattare, loro cercano più che altro la notizia, e quindi se io lancio della vernice sul vetro, attenzione, sul vetro che copre e protegge la Gioconda di Leonardo da Vinci, sporcando quindi solamente il vetro, quindi pochissimi danni, questa cosa ha una risonanza enorme, però bisogna anche, come dire, per certi aspetti anche sottolineare la causa di tutto questo, no? Questi ragazzi non lo fanno né per una presa di posizione partitica, politica, in molti casi lo fanno per l'ambiente, che è un argomento che riguarda tutti quanti. E la interpreto come una sollecitazione molto forte, un pungolo molto forte nei confronti della cittadinanza e nei confronti della politica. Ecco, non sarei così. Poi c'è un dettaglio che però, insomma, ieri abbiamo analizzato, perché avevamo già 2 settimane fa la testimonianza di una titolare, che tra l'altro si è messa a piangere ai nostri microfoni, una titolare di un negozio che vende cannabis light, sì, tra i suoi prodotti, sì, cioè prodotti cosmetici, eccetera, e ha detto, beh, ma allora se ero una spacciatrice, perché vi siete prese le mie tasse fino ad adesso? Sì. Ci sono sostanzialmente 4 negozi a Trieste che ora rischiano di chiudere. Non so se ci saranno dei correttivi o meno. Ma io mi auguro che ci siano dei correttivi. Insomma, sappiamo tutti che nessuno vende droga, fortunatamente, e giustamente nessuno vende droga come dire, per raggiungere un'estasi, no? Le droghe che si vendono negli appositi negozi sono certificate, si tratta di sostanze che sono, come dire, salutari per certi aspetti e che hanno determinati obiettivi, che non sono assolutamente quelli di innescare un traffico di sostanze stupefacenti o di rendere delle persone dipendenti, insomma, assolutamente no. Forse sono molto più pericolosi alcuni farmaci, e magari combinati con sostanze alcoliche, insomma, ecco. Quindi non amo questa forma di strumentalizzazione e soprattutto di generalizzazione molto, molto ampia, no? Per cui alla parola marijuana la gente mette la mano al calcio della pistola. In realtà i negozi vendono sostanze assolutamente legittime. A proposito di casi, devo dire che a livello di casi politici Monfalcone ultimamente ne regala parecchi, componente, diciamo, da una parte musulmana con le proprie tradizioni, anche con le proprie contraddizioni, per l'amor di Dio, certo. E poi governo a base leghista che insomma quasi plebiscitario, sì, che si scontrano di continuo. L'ultimo caso, quello che è accaduto questa mattina con questa manifestazione, con questa celebrazione musulmana, non ricordo esattamente il nome della festa. La festa del sacrificio. Del sacrificio, in cui in uno spazio antistante a una chiesa di Monfalcone, dove c'era questa statua di Gesù, è stata coperta la statua prima di fare la celebrazione, sì, la CISINT, sì, ha detto inaccettabile, insomma si è scatenato un polverone, sì, che temo arriverà sulle pagine nazionali. Io devo dire, questo è un aspetto di una mattinata che invece secondo me è stata un elemento veramente di grande distensione, un gesto di grande distensione da parte della Chiesa, che ha messo a disposizione di un'altra confessione, nella fattispecie dei musulmani, dei fedeli musulmani, i campi sportivi, perché per via di tutta la diatriba giudiziaria che conosciamo su Monfalcone, lì non ci sono più luoghi di preghiera collettivi. Quindi la Chiesa, che non ha, come dire, non deve avere nessun consenso né elettorale né sociale, perché lo ha già, e soprattutto perché non cerca questo, ma cerca di salvare le anime, ha, devo dire, veramente con un gesto di grande distensione e veramente pacificatorio, ha messo a disposizione i campi perché 4.000 musulmani potessero pregare tranquillamente lì. Ora, io credo, se la fotografia è vera, come probabilmente sarà, che qualcuno ha coperto la statua di Cristo con un asciugamano o con un telo, non è ben chiaro. Attenzione, è che lo abbia fatto riconoscendo in Cristo una figura, un elemento fondante invece della religione cristiana, e quindi non lo abbia fatto, come dire, in maniera distratta perché non ha nemmeno riconosciuto il valore di quella statua. Questo sicuramente va perseguito. Temi che addirittura l'effetto Appendino, dice che uno... Io penso, allora, mi metto nei panni di una persona che forse non è mai entrata in una chiesa, no? E che, così come metterebbe l'asciugamano non so, sul computer
oppure su un attaccapanni, probabilmente potrebbe averlo messo su quello, considerando che nelle moschee non ci sono, non esiste una cosa del genere. Quindi, fatta salva questa cosa, se fosse stato fatto in maniera pretestuosa, allora sicuramente va perseguito. Però voglio dire, non vorrei che questo, che è un aspetto secondario di una vicenda, poi copra invece un elemento, un momento invece di grande appunto distensione, come dicevo prima, che ci può essere tra queste due confessioni, no? Evitare le estremizzazioni, io sarei per questo atteggiamento. Bene, e poi insomma chiudo con chissà se prima o poi sapremo la verità sul caso Resinovic. Caso Resinovic ormai è diventata una cosa che non so più che parole usare, perché succedono cose impensabili. Sì, devo dire, è diventato un po' una soap opera, no? C'è sempre qualche nuovo sviluppo. Io ho l'impressione che con la nuova titolare dell'inchiesta sia cominciato un nuovo percorso, diciamo così, un nuovo sviluppo delle indagini. O meglio, una nuova interpretazione delle indagini, perché tanti esami sono stati fatti anche prima, quando c'era la precedente pubblico ministero e il precedente procuratore capo. Alla nuova titolare dell'inchiesta si associa, si è affiancata la nuova procuratrice, la quale c'ero io e c'eravate anche voi, quando si è presentata per prima cosa ha detto daremo un'accelerata al caso Resinovic, ed è quello che sta facendo. Io credo che ragionevolmente nell'arco di poco tempo potrebbero riuscire a raggiungere un risultato. Insomma, ecco. Grazie a Francesco De Filippo dell'ANSA per essere stato con noi, restate con noi, restate su Tele4. Grazie. I fondi sono arrivati nel pomeriggio, la Triestina comunica di aver saldato le pendenze ed effettuata la fideiussione, si attende il parere positivo della Coviso. Statua di Gesù coperta per la festa musulmana nel piazzale antistante la chiesa della Beata Vergine Marcelliana. È inaccettabile, tuona l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint. Dibattito sulla cabinovia a tempo di lumaca in Consiglio Comunale di Trieste, la decisione slitta alla prossima settimana con l'espressione del parere sulla variante urbanistica. L'ennesima truffa da capogiro a Trieste, un'anziana ha consegnato 95.000 euro in gioielli d'oro dopo aver ricevuto la telefonata allarmata di un falso nipote. Furto in pieno giorno in un appartamento del borgo di Zindis a Muggia. I ladri hanno forzato una tapparella al piano ammezzato e portato via 3.000 euro in contanti. Migliaia di confezioni di patatine e dadi da cucina contraffatti sequestrati da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane all'interno di trailer sbarcati in porto dalla Turchia. Oggi ultimo giorno di scuola, fra feste, maglie di classe e commozione per gli studenti delle classi quinte che affronteranno a breve l'esame di maturità. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele4 che si apre con la Triestina che ha presentato l'iscrizione alla Serie C. Ora si attende l'ok della Covisoc dopo settimane che hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi. In extremis sono arrivati i fondi per l'iscrizione, ma ci ragguaglia, ci comunica tutto, le ultime in particolare su questa situazione. Marco Stabile collegato con noi telefonicamente proprio per capire adesso cosa si prospetta. Buonasera Marco. Buonasera Bernardo, buonasera ai telespettatori e alle telespettatrici di Tele4. E fumata bianca in casa triestina calcio. La società rosso-labardata comunica di aver depositato in data odierna tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di Serie C 2025-2026, unitamente a tutti gli adempimenti normativi e finanziari richiesti dal sistema licenze nazionali. Traduzione del comunicato: superato lo scoglio dei bonifici delle 2 mensilità
da saldare al 30 aprile ai tesserati e la fideiussione da 700.000 euro per l'iscrizione al campionato sarebbe appunto stata completata da parte della società. Ora naturalmente si attende il parere dell'organismo di controllo della Covisoc, che ha tempo fino al 13 di giugno per i controlli del caso. Va detto che però di solito le notizie si sanno ben prima se sono negative. Noi speriamo naturalmente che vada tutto per il meglio dopo il pagamento delle pendenze e l'iscrizione del campionato. Ma facciamo un passo indietro, perché questa mattina sembrava davvero tutto perduto, visto che i fondi si attendevano per ieri sera. Poi nel pomeriggio, attorno alle 15:40, sono arrivati i soldi sul conto della Triestina Calcio. A quel punto è partita la corsa contro il tempo per effettuare tutti i bonifici necessari a saldare le pendenze e poi per effettuare la fideiussione da 700.000 euro con le garanzie del caso per iscrivere la società Triestina Calcio al campionato di Serie C. Nel pomeriggio c'è stato anche un faccia a faccia abbastanza importante tra tifosi della Curva che sono entrati in società ed hanno dialogato con l'amministratore delegato Sebastiano Stella, che, va detto, perché bisogna dirle queste cose, è stata la persona che in queste ore ha garantito la possibilità alla Triestina di riuscire a iscriversi. Quindi, siccome spesso sono state mosse critiche, bisogna anche dire come Sebastiano Stella in questo momento di mare agitato abbia mantenuto il timone dritto. Ha garantito ai tifosi i pagamenti, ha garantito anche l'ingresso di un nuovo investitore, che sarebbe la persona che dagli Stati Uniti, attraverso il presidente Ben Rosenweig, avrebbe fatto recapitare i soldi alla Triestina. Ora attendiamo il parere della Covisoc, attendiamo chiarezza sul futuro della società e su come verrà eventualmente riconfigurata. Intanto, per la giornata di oggi una grande notizia è il fatto che la Triestina sia lì, sia iscritta, abbia effettuato i pagamenti, attendiamo il parere della Covisoc, ma considerando quello che abbiamo vissuto questa mattina, quello spettro del fallimento che sembrava a 1 millimetro, per oggi direi che le notizie sono davvero ottime. A te Bernardo. Grazie a Marco Stabile. Proseguiamo con il telegiornale, con la pagina della cronaca. A Monfalcone e Staranzano la preghiera islamica per la festa del sacrificio si è svolta nei campi sportivi delle parrocchie in assenza di spazi autorizzati. La diffusione di una foto che mostra una statua di Cristo coperta da un telo durante l'evento ha sollevato critiche e reazioni politiche, riaccendendo il dibattito sull'uso degli spazi religiosi e sul rapporto tra accoglienza e identità. Sta suscitando ampio dibattito la decisione di concedere spazi parrocchiali alla comunità musulmana per la celebrazione della festa del sacrificio nei comuni di Monfalcone e Staranzano, in provincia di Gorizia. A innescare le polemiche non è solo l'utilizzo dei campi sportivi e delle parrocchie da parte dei fedeli islamici, ma soprattutto una fotografia che mostra una statua di Cristo coperta da un telo durante l'evento religioso. La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da sensibilità contrapposte. La celebrazione ha coinvolto circa 4.000 persone, riunite per la preghiera collettiva in spazi messi a disposizione temporaneamente dalla Chiesa, vista l'indisponibilità di luoghi idonei e regolarmente utilizzati. L'iniziativa, concordata con le comunità locali e già attuata in passato in occasione della fine del Ramadan, ha visto anche la presenza istituzionale del sindaco di Staranzano Marco Fragiacomo, che ha portato un saluto ai partecipanti. Tuttavia la diffusione dell'immagine che ritrae una statua sacra coperta all'interno di uno degli spazi ha alimentato reazioni fortemente critiche. Il parroco coinvolto ha annunciato che verranno svolte verifiche per accertare i fatti e ha sottolineato che eventuali gesti non concordati non erano previsti né autorizzati. Alla questione si è aggiunto anche il dibattito politico. A Monfalcone l'europarlamentare della Lega ed ex sindaca Anna Maria Cisint ha espresso una posizione netta di contrarietà, ricordando che proprio durante il suo mandato erano stati chiusi per via giudiziaria alcuni luoghi di culto islamici non conformi alla normativa urbanistica. Inaccettabile. Siamo nell'area che questa mattina è stata occupata da 4.000 islamici per la festa del sacrificio, quella festa tribale dove si sgozzano anche i capretti. Qui sono accadute delle cose gravissime. Prima di tutto siamo in un'area che confina con la chiesa della Beata Vergine Marcelliana, una chiesa importantissima per il nostro territorio. Questa mattina in 4.000 sono entrati a pregare e prima di iniziare, verso le 6, hanno anche coperto la statua di Gesù. L'hanno coperta, ovviamente ho le foto, e per fortuna, e perché siamo un popolo che comunque ha una bella spina dorsale, una dignità, un cittadino monfalconese era presente e ha preteso che quella statua venisse riscoperta.
Io penso che così non si possa andare avanti. Ho intenzione di scrivere e di capire fino in fondo che cosa davvero sta succedendo e dove vogliamo andare. Torniamo a Trieste, oggi terzo giorno di Consiglio Comunale sulla variante del piano regolatore riguardo la cabinovia. I lavori procedono a rilento, in aula questa mattina la trattazione di 2 emendamenti, ormai certa è stata ufficializzata dal Presidente dell'Aula Panteca la convocazione di ulteriori sedute la prossima settimana a partire da giovedì. La trattazione della delibera sulla variante del piano regolatore della cabinovia non si concluderà oggi. Il terzo giorno di seduta è partito in ritardo a causa mancanza del numero legale alle ore 9 per diverse assenze in maggioranza. Attorno alle 10:30 i lavori d'aula sono ripresi da dove si erano interrotti ieri. Gli emendamenti, 2 trattati e bocciati ieri, 4 oggi, sono stati fatti propri dall'assessore Michele Babuder. La Giunta fa propri gli emendamenti 360, 361, 369 e 379, rispettivamente dei consiglieri Repini e altri, e l'ultimo 379 Barbo e altri. Gli altri 2 sono stati il fulcro della mattinata odierna, con un copione che non è cambiato, illustrazione del testo del proponente e discussione, dove a prendere parola sono esclusivamente i consiglieri d'opposizione. Unico break quello del sindaco di Piazza, non si parietto con il consigliere Francesco Russo. No, volevo dirti, Francesco, un giorno, stamattina ero là, tutti mi dicono che leggono i giornali, avanti, da una parte e dall'altra, perché la democrazia per me è questo, da una parte e dall'altra. Qualche volta venite in ufficio da me che vi faccio vedere i numeri, perché parlate, ma mi sembra che parlate a Camera. No, solo per accettare immediatamente l'invito del sindaco di Piazza davanti alle telecamere delle 4 domani mattina, se vuole andiamo a fare un giro e ci parla. Di fatto la mole di lavoro obbliga il Consiglio Comunale, stante questi ritmi, a riconvocare ulteriori sedute la prossima settimana, visto che per concludere la procedura ci sono ancora tutte le osservazioni e controdeduzioni, nell'ordine di 5 a 3.000, raggruppate in famiglie, che devono però essere votate singolarmente. E come detto, oggi l'Aula non ha perso occasione per bisticciare, soprattutto per questioni politiche. Continuate così, ci state facendo un regalo, perché vi assicuro che gli elettori di centrodestra che continuano a fermarci qui fuori, magari ci dicono che non ci voteranno la prossima volta, ma ci stanno dicendo che sono contrari a questa operazione. E stasera torna l'appuntamento con Ring in diretta alle 21:10, parleremo del dibattito sulla cabinovia e vi aggiorneremo anche sulla situazione della Triestina. Ospiti in studio Giovanni Barbo del Partito Democratico, Marcello Medau di Fratelli d'Italia, Barbara Odorico di Forza Italia, Federico Monti di Adesso Trieste, conduce Marco Stabile. La mozione anticrisi della maggioranza di centrodestra regionale sarà esaminata dal Consiglio del Friuli Venezia Giulia a partire dal 25 di giugno. Successivamente all'approvazione, di cui il governatore Federica porrà la questione di fiducia, si passerà all'esame dell'assestamento di bilancio. Sarà maratona d'aula per approvare la mozione programmatica della maggioranza a seguito della crisi, con annunciata remissione delle deleghe di Lega, Forza Italia e Lista Federica, per le parole del ministro di Fratelli d'Italia Zucca Ciriani sull'ospedale di Pordenone. La mozione sul programma di governo approderà in Consiglio regionale mercoledì 25 giugno, nella prima di 3 giornate non consecutive di lavori che proseguiranno il successivo giovedì 26 per concludersi martedì 1 luglio. A stabilirlo è stata oggi la conferenza dei capigruppo coordinata dal Presidente dell'Assemblea legislativa Mauro Bordin. L'iter prevede interventi in aula da parte dei consiglieri compresi in 15 minuti per gruppo, incluso quello misto, oltre alle eventuali dichiarazioni di voto da parte dei singoli esponenti. A seguito di questa fase verrà calendarizzata la votazione finale, su cui il governatore Massimiliano Fedriga ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Un dibattito questo a cui seguirà la disamina sull'assestamento di bilancio, la cosiddetta manovra estiva, provvedimento chiave per il governo del Friuli Venezia Giulia, i cui punti essenziali sono stati abbozzati per la prima volta nella riunione odierna di Giunta.
Sarà un assestamento di bilancio importante perché andremo come sempre a dare linfa agli investimenti, come è per natura questa manovra finanziaria, e all'interno delle manovre consolidate daremo particolare attenzione all'accesso al credito sia per imprese classiche che agricole, visto il grande tiraggio di fondi sul territorio di questi anni che appunto ci ha permesso di dimostrare come si fanno investimenti laddove la Regione riesce a garantire dei tassi di interesse agevolato o sostanzialmente azzerato a vantaggio degli imprenditori stessi, volano quindi per lo sviluppo del territorio. Abbiamo destinato importanti riflessioni anche alla concertazione, al sistema degli enti locali, al funzionamento dell'EDR per le manutenzioni straordinarie su tutto il territorio regionale, e poi abbiamo anche destinato importanti ragionamenti sulla riqualificazione energetica degli edifici anche a vantaggio delle imprese. A questo aggiungiamo elementi di attrattività per il territorio regionale, in particolare per quanto attiene le professioni sanitarie, e una grande opera che sarà oggetto di completamento di finanziamento che è la tangenziale sud. Passiamo ad altro. Più che una truffa ad un anziano, un vero e proprio colpo gobbo, quello messo a segno in via Rittmeyer a Trieste, dove ignoti con la tecnica del falso nipote che chiama al telefono simulando un'emergenza si sono fatti consegnare ben 95.000 euro in gioielli in oro. Un falso nipote che chiama la nonna e le paventa una situazione d'emergenza, una tecnica consolidata nella miriade di truffe ad anziani andate a segno a Trieste, che in questa occasione ha fruttato ben 95.000 euro di monili in oro. I gioielli sono stati consegnati dall'anziana residente in via Rittmeyer ai truffatori. Al telefono gli avevano riferito che servivano contanti o gioielli da consegnare subito a chi si fosse presentato alla porta di casa. La signora, andata letteralmente nel panico, ha seguito le istruzioni consegnando circa 1 chilo di manufatti in oro, un vero e proprio colpo gobbo per gli artefici del raggiro, considerando la quotazione dell'oro che ha toccato ormai i 95 euro al grammo. L'anziana ha capito di essere stata beffata solo dopo aver parlato di persona con i propri familiari, che hanno immediatamente allertato la polizia, artefice di recente, insieme ai carabinieri, di una serie di maxi operazioni che hanno smantellato alcune reti criminali del settore. Evidentemente però, visti gli altri colpi nella città della Bora negli ultimi giorni, da San Giacomo a via Fabio Severo, le organizzazioni dedite a questo tipo di crimini si moltiplicano in considerazione evidentemente di quanto riescono a lucrare, puntando su un'organizzazione della truffa ormai su scala industriale. Furto in appartamento in pieno giorno nel borgo di Zindis a Muggia. I ladri hanno forzato una tapparella dell'abitazione sita al piano ammezzato, riuscendo a portar via 3.000 euro in contanti. Non si placa il fenomeno dei furti in case e appartamenti. Questa volta i ladri hanno colpito in borgo Zindis Stradello a Muggia, nel tranquillo rione popolare affacciato sul golfo. Il colpo peraltro è avvenuto in pieno giorno tra le 9 e le 10 del mattino di ieri, mentre il proprietario dell'abitazione si era assentato per alcune commissioni. I malintenzionati hanno forzato la tapparella dell'appartamento sito al piano ammezzato e si sono introdotti nella camera da letto della famiglia. Dopo aver rovistato dappertutto, mettendo completamente a soqquadro tutte le stanze, hanno trovato dove venivano nascosti i contanti, 3.000 euro che sono svaniti nel nulla. Sul posto in mattinata i carabinieri della stazione di Borgo San Sergio, che dopo una perlustrazione in zona hanno dovuto riscontrare la totale assenza di telecamere di sorveglianza. Il tipo di azione e la vicinanza con il confine sloveno porta alla mente diversi colpi in ville e appartamenti dislocati sulle alture di Muggia perpetrati negli ultimi anni. In questi casi, dopo il blitz, i ladri solitamente riparano in breve oltre il confine. Complesse per l'assenza di prove utili le indagini dell'Arma. Maxi sequestro di prodotti alimentari nel porto di Trieste da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sentiamo. 1.164 confezioni di patatine e 216.000 dadi da cucina, risultati contraffatti, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto di Trieste. Entrambe le tipologie di prodotti, marchiati con griffe simbolo di entrambi i settori, Leis e Maggi, erano state caricate a bordo di 2 trailer, l'uno diretto in Germania, l'altro nel Regno Unito, sbarcati da altrettanti traghetti Ro-Ro provenienti dal porto turco di Mersin. Se il
sequestro di patatine rappresenta una novità, quello dei dadi richiama alla memoria 2 distinti interventi operati nel corso del 2023 dallo stesso reparto, quando ne furono sequestrati quasi 500.000 pezzi destinati, almeno documentalmente, al mercato tedesco. Così come allora, anche in questa circostanza, le perizie tecniche appositamente richieste ai rispettivi titolari dei marchi ne hanno certificato l'avvenuta contraffazione, ovvero uno sfruttamento indebito della loro notorietà. Il contrasto alle frodi doganali, sottolineano le Fiamme Gialle, è fondamentale per preservare le risorse del bilancio dell'Unione Europea e dello Stato, per salvaguardare gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale di quelle imprese che introducono nel mercato prodotti a prezzi inferiori e per tutelare i cittadini dall'ingresso di merci di dubbia natura e provenienza. Nella notte di ieri sono scoppiate delle proteste nel CPR di Gradisca, dove sono stati accesi dei fuochi in diverse celle come gesto di solidarietà con un detenuto che sarebbe rimasto svenuto per diverso tempo e quindi bisognoso di cure. A riferirlo è l'assemblea No CPR No Frontiera FVG tramite i propri canali social, dove sono stati pubblicati i video di quanto avvenuto. Alla fine la polizia e la Guardia di Finanza sarebbero intervenute in tenuta antisommossa e la persona svenuta sarebbe stata portata via in barella. L'episodio avviene a poche ore dall'approvazione del decreto sicurezza, che tra le varie misure prevede un inasprimento delle pene per chiunque promuova, organizzi o partecipi a una rivolta all'interno di un CPR mediante atti di violenza, minaccia o anche resistenza passiva. Nei giorni scorsi, inoltre, si erano registrati 2 tentati suicidi all'interno della stessa struttura, che sembrano testimoniare una situazione molto difficile da gestire. Noi ora invece ci fermiamo per un po' di pubblicità, torneremo tra poco con altri servizi. Il nostro telegiornale: il 12 giugno Muggia celebra la giornata della liberazione della Venezia Giulia dall'occupazione jugoslava con una cerimonia ufficiale e lo scoprimento di una targa commemorativa donata dall'Unione degli Istriani in Servizio. Il comune di Muggia si prepara a celebrare il 12 giugno la giornata della liberazione della Venezia Giulia dall'occupazione jugoslava, una ricorrenza istituita dall'amministrazione comunale e inserita tra le solennità ufficiali del territorio. Quest'anno la celebrazione sarà arricchita dallo scoprimento di una targa commemorativa donata dall'Unione degli Istriani, che verrà posizionata in ricordo della data. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Paolo Polidori e del presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lacota. Il programma prevede una breve cerimonia alle 15 all'interno dell'aula del Consiglio Comunale, seguita dall'inaugurazione della targa. Il 12 giugno del 1945 segna la fine dell'occupazione jugoslava nelle province di Trieste e Gorizia, iniziata il 1 maggio dello stesso anno. Un periodo ricordato per le gravi violenze subite dalle popolazioni locali e che toccò da vicino anche la comunità di Muggia. La celebrazione intende mantenere viva la memoria storica di quei giorni e rendere omaggio a quanti furono coinvolti negli eventi che portarono al ritorno alla sovranità italiana del territorio. Il prossimo 12 giugno il municipio di Muggia verrà scoperta una targa in marmo per ricordare la partenza dei soldati comunisti jugoslavi che dopo gli accordi di Belgrado del 9 giugno del 1945 abbandonarono definitivamente quella che poi sarebbe diventata la zona A del TLT, e quindi sia da Trieste e anche da Muggia questo rappresenta di fatto e oggettivamente la fine della Seconda Guerra Mondiale per queste terre. Ringrazio pertanto in maniera molto sentita l'Unione degli Istriani, che ha voluto proporre e donare questa targa, e ovviamente questo con il loro prezioso contributo è molto significativo, anche perché questo è il primo monumento che ricorda questi tragici eventi e quindi dà completezza, come dicevo, alla storia delle nostre terre. È stato presentato all'Hotel Savoia di Trieste il bilancio di sostenibilità di A2A in Friuli Venezia Giulia. Si parla di oltre 40 milioni di valore generato per il territorio, più 36% rispetto al 2023. 40,7 milioni di euro di valore generato sul territorio, in crescita del 36% rispetto all'anno precedente, più 56% di investimenti per le infrastrutture in Friuli Venezia Giulia, un contributo importante, quasi 160 milioni per la riconversione della centrale di Monfalcone. Sono alcuni dei dati più significativi del bilancio di sostenibilità presentato da A2A. Ma direi che forse partirei dal valore distribuito, visto l'impatto di un'azienda come la nostra sul territorio. Quest'anno sono stati oltre 40 milioni di euro il valore distribuito. Il valore distribuito passa da, come dire, dai dividendi agli acquisti
fatti con le tante aziende del territorio, anche piccole e medie aziende che lavorano con noi, ai nostri dipendenti, e poi oltre 200 milioni di euro di investimenti. Gli investimenti forse sono la cifra più importante di quest'anno, perché sono in corso 2 grandi cantieri, uno per la nuova centrale di Monfalcone con ciclo combinato a gas, che ha mandato in pensione la vecchia centrale a carbone e che contribuirà in maniera molto importante anche alla riduzione del prezzo dell'energia, poiché è una centrale estremamente efficiente anche rispetto alle altre presenti oggi nella flotta italiana. E poi il grande campo fotovoltaico di Santo Stefano sopra Udine, che sarà uno dei, diciamo, forse il più grande al nord Italia. Investimenti e manutenzioni. Niente più gavettoni, niente schiamazzi. L'anno scolastico si è chiuso in un clima rispettoso, con gli alunni delle ultime classi già proiettati verso l'esame di maturità e consapevoli che un ciclo si è già chiuso. Siamo stati questa mattina con Umberto Bosazzi al liceo Galilei. Soltanto il suono di un canto proveniente dall'interno dell'edificio suggeriva stamani a chi transitasse lungo via Mameli che il liceo Galilei celebrava l'ultimo giorno di scuola. Magari poi, suonata l'ultima campanella, più di uno sfogo ci sarà stato, ma tutto controllato. E così oggi è successo anche in altre scuole cittadine. Niente più gavettoni dunque, resta la cena di maturità per le superiori, già celebrata, ma si affacciano riti altrettanto sentiti, soprattutto per i ragazzi delle quinte, in attesa di imbarcarsi fra un paio di settimane per il tragitto conclusivo, quell'esame di maturità, che è il caso di dirlo, mutatis mutandis, resta sempre uno scoglio. È un ultimo piccolo passo, diciamo, a coronamento di un percorso di 5 anni e speriamo bene. Io sono ottimista, penso anche i miei compagni. Si chiude praticamente tutto quello su cui era basata la nostra realtà, quello su cui abbiamo fondato i nostri principi per 5 anni di fila, che crollano l'ultimo giorno. Riti, come dire, gestiti dagli istituti a consolidare il rapporto fra gli studenti e la propria scuola. Al Galilei, nei corridoi e soprattutto in palestra, i segnali che sì, oggi è stato un giorno speciale. Un torneo di pallavolo a turno catapulta gli studenti dalle altre aule in un clima rilassato. Quelli degli ultimi anni sulla maglietta hanno le firme degli insegnanti e dei propri compagni, ma non solo. Un ciclo si chiude o va a chiudersi, con la consapevolezza, per ora latente, ma che andrà consolidandosi negli anni, che come disse una volta Claudio Magris, parafrasando Flaubert, questi sono stati i migliori anni della loro vita. È una maglietta che porterò nel cuore, credo che la appenderò pure in camera. Ci sono tutte le firme dei miei migliori amici durante questi splendidi 5 anni e anche tutti i professori che mi hanno supportato durante questo ciclo. Tu non hai le firme, com'è? Purtroppo non c'ho le firme perché la nostra classe è stata un po' disorganizzata e non siamo riusciti a preparare le magliette in tempo. Oggi sono sembrati veramente 5 anni velocissimi, noi tra Covid, mascherine siamo stati anche un po' penalizzati nel tutto, però sì, a rivederli oggi e a ripensarci sono 5 anni passati proprio in un battito di ciglia. Tornando indietro 5 anni fa risceglierei il Galilei, mi ha arricchito culturalmente e anche mi ha formato per il futuro. Io concordo con lui anche perché buonissima istruzione alla fine per quello che io andrò a fare. Poi gli amici non ne mancano, le persone le conosci e quando ci passi 5 anni diventano comunque persone speciali. Torna a parlare il presidente della Pallacanestro Trieste Paul Matiasic, che mette in cima alla propria lista di priorità la partecipazione alla Coppa Europea. Stiamo preparando il nostro budget adesso per il prossimo anno e speriamo che il nostro budget è sufficiente per essere competitivi nella nostra Lega e anche nel campionato europeo. Adesso stiamo valutando le nostre opzioni per giocare in un campionato europeo il prossimo anno. L'obiettivo Basketball Champions League in testa ai pensieri del presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matiasic, intercettato a Treviso in occasione del Sport Business Forum. La partecipazione alla Coppa è evidentemente la chiave di volta per la prossima stagione e probabilmente anche per la chiusura dell'accordo con il main sponsor. Intanto però, come ovvio di questi tempi, impazza il mercato, dal lavoro su quello statunitense utile a rimpiazzare Denzel Valentine, ma anche a portare più muscolarità sia sul perimetro che sotto le plance, così come
come quello Made in Italy, dove i nomi di Tonut, difficilissimo per il Monte Ingaggi, e di Caruso sono sulla bocca di tutti. Stiamo valutando anche il mercato dall'esterno, è ovvio anche il mercato qui in Italia, ci sono tanti giocatori che sono forti, si possono aiutarci. Infine un abbraccio presidenziale ai tifosi che hanno vissuto un finale di stagione complicato a seguito della squalifica del Palatrieste, ma in cui la tifoseria ha superato se stessa nelle 2 trasferte casalinghe a Verona e Treviso. Tifosi di Trieste, la prima parola che voglio dire è grazie per il vostro supporto questa stagione, è un campionato, è una stagione stupenda. Mi dispiace perché non sono stato qui a Trieste con voi per i playoffs, ma dovevo fare un po' di lavoro a California. Ma ci vedremo presto e forza Trieste come sempre. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.